L'oroscopo. Ariete. In questo periodo vi sentite belli, simpatici e pieni di risorse. Siete incontentabili, per voi ci vorrebbe un alieno o un'aliena. Toro. Crederci sempre e non arrendersi mai. Solo così riuscirete a conquistare quello che vi sta a cuore. Riguardatevi perché la salute è importante. Gemelli. Bisogna ammettere la sconfitta. In fondo è solo una battaglia, ma non preoccuparti, sarai sempre tu a vincere la guerra. Cancro. È vero che al cuore non si comanda, ma al portafoglio sì. Se è passato troppo tempo e non è ancora successo niente, meglio lasciar perdere. Leone. Tutto si risolverà in una bolla di sapone. Quindi è arrivato il momento di tagliare i rami secchi senza aspettare il domani. Vergine. Se siete indecisi tra uno e l'altro o una e l'altra, è il caso di tenerli tutti e due, perché anche in amore dus gust is meglio che one. Bilancia. È troppo presto per arrivare in fondo, bisogna temporeggiare. Non abbiate fretta, aspettare aumenta il piacere finale. Scorpione. La lotta con il vostro stesso sesso non vi appaga? È arrivato il momento di pungere e far capire chi comanda. In amore, invece, siate meno pungenti. Sagittario. Non siate precipitosi. Anche Dio per fare il mondo ci ha impiegato 7 giorni, quindi non pretendete di fare tutto in meno di una settimana. Capricorno. Siete arrivati ad un bivio. La scelta è difficile tra le due strade, ma ricordate che siete sempre voi l'ago della bilancia. Comunque vada, sarà un successo. Acquario. Lasciate sempre troppo spazio all'immaginazione. Basta, è arrivato il momento di realizzare le vostre fantasie. Pesci. Preparatevi ad aprire la vita a nuovi orizzonti. A volte restare ad aspettare non è sempre negativo. In settimana visite inattese. Grazie e alla prossima.